avanti. Avanti, avanti. Bene, bene, ecco qua un applauso alla banda Gioacchino Rossini e al suo maestro Fulvio Dose. Siamo giunti quindi alla seconda meridiana, autore è Roberto Brandolin, sempre qui di Aiello, che ha già realizzato un'altra meridiana nel passato, e il progetto di questa meridiana è il Tempo del Rosario. Ma prima ascoltiamo Anna che ci presenta l'autore. Con l'Unione Pittori e Artisti Friulani ho modo di partecipare a numerose collettive di altrettante città del nord Italia, ma anche all'estero, come in Austria e in Germania. In regione è molto attivo con mostre personali e collettive, ottenendo riconoscimenti ed apprezzamenti da parte della critica. Per ben 3 volte Roberto Brandolin ha realizzato le illustrazioni a tema per il calendario del periodico locale Sod dal Tor. Nel 2005 ha dipinto 12 borgate di Aiello e nel 2006 ha sempre dipinto con pastelli colorati per i mesi dell'anno 12 tra ponti e ponte di Aiello. E nell'anno 2017, lo scorso anno, ha rappresentato gli edifici pubblici di Aiello. Molte sue opere sono state pubblicate su riviste e libri, tra cui il libro guida di Aiello e le sue 100 meridiane. La pittura per Roberto Brandolin è uno scandaglio di ricordi ed emozioni che percepisce nei momenti quotidiani della vita. Per esprimere queste emozioni nella sua pittura adopera il contrasto dei colori e ombre segnati con spatola e pennelli, che creano quasi una continuità visiva fra sentimenti e realtà. Le tecniche che Roberto Brandolin utilizza sono i colori a olio, le tempere, gli acquarelli, i pastelli, e le sue opere sono presenti in case private ed edifici pubblici della nostra regione. Queste tecniche sono scelte in base alle sensazioni del soggetto che li vuole realizzare. Per Roberto Brandolin è la seconda esperienza di realizzazione di una meridiana, dopo quella della casa di riposo Mafalda di Aiello. Bene, allora in onore di questa meridiana un breve stacco musicale della banda. La meridiana riflessione di Corte Peloi è arricchita da 4 dipinti che rappresentano le attività principali che si svolgevano tanti anni fa durante le stagioni dell'anno, partendo da questa corte agricola: aratura e semina in primavera, raccolta del frumento in estate, vendemmia in autunno e momenti di riposo in inverno. Si caratterizza per aver simboleggiato la lemniscata della meridiana con una corona del rosario. I grani della corona del rosario rappresentano le settimane dell'anno completate dai 5 misteri. Sul quinto mistero, disco inferiore, è stata riprodotta l'immagine della statua della Madonna del Rosario, presente sull'altare della chiesa dei frati qui adiacente. Sulla lemniscata sono state indicate anche le festività annuali della Madonna: 2 febbraio Madonna Candelora, 25 marzo Annunciazione, maggio mese della Madonna, 15 agosto l'Assunzione in cielo, 8 settembre la Natività, 12 settembre il nome di Maria, 7 ottobre la Beata Vergine del Rosario e l'8 dicembre l'Immacolata Concezione. La luce del sole riflessa dallo specchietto sulla parete segna sul quadrante solare d'inverno dalle 10 di mattina alle 2 del pomeriggio ed estate dalle 11 all'1 del pomeriggio. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca
a Roberto Brandolin di Aiello per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Abbiamo il nostro parroco, Don Federico Basso, che consegna una targa di ringraziamento all'autore Roberto Brandolini. Ecco qua, ecco il nome di questa meridiana scritto in lingua friulana: stata sempre al tempo per gioiare, lavorare, piantare e preare. Trova sempre il tempo per giocare, lavorare, cantare e pregare, che per più di un secolo si è manifestato e si è svolto sempre in questa corte. Quindi grazie anche alla famiglia Peloi qui, ma in particolar modo alla signora Angela, che ha voluto e ama questa meridiana perché gli ricorda molto la sua famiglia e la sua storia che ha vissuto nella nostra comunità per tanto tempo e continua tuttora con il figlio Daniele a vivere.